Seconda corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni anche in questo caso, sulla distanza però breve del miglio, ritirata Zubafonto, schieramento Zarasco, Zanzara Jet, Zeus Sindal, Zoele ZS, Zandros in prima fila, Zatox Vic, Zea, Xenox B e Zaffiro Top in seconda, favori nettissimi per Zandros, addirittura quota di 1,08 al totalizzatore, macchina che accelera e stacca, partiti con il tentativo di Zeus Sindal di assumere l'iniziativa. Zeus Sindal in vantaggio, perfeziona il sorpasso su Zarasco che poi sbaglia, mentre numero all'esterno 1 Zoele ZS Zarasco cerca di farsi luce all'atto di Zeus Sindal, va all'attacco, a contatto è già Zandros che ha parcheggiato e aspetta di vedere cosa succede davanti. Mantiene il comando Zeus Sindal che respinge Zoele ZS che rimane così all'esterno, mentre alla corda rinviene Zanzara Jet e costringe Zandros all'esterno, mentre in terza ruota addirittura si lancia dopo 600 metri Zaffiro Top. Intanto 46,3 per i primi 600, rimane in terza ruota Zaffiro Top che va su Zoele ZS, che è sempre all'esterno del leader dopo un giro di gara completato in 1-1,5 con 15,2 davanti alle tribune. Al largo c'è anche Xenox B. Tanto Zaffiro Top rimane in terza corsia per il momento, non riesce però a liberarsi della presenza di Zoele ZS, chilometro percorso in 1,17,5. Zandros segue le mosse di Zaffiro Top, poi Xenox B, siamo a 500 dalla conclusione, dopo un chilometro in 1,17,5, ora Zandros si lancia in terza ruota, mentre ha sbagliato Xenox B, 400 alla conclusione con Zandros lanciato ancora ma tenuto in terza corsia da parte di Zaffiro Top, mentre alla corda Zanzara Jet seguita da Zatox Vic. Cavalli al completamento della piegata, in vantaggio è sempre Zeus Sindal, ma insiste a centropista Zandros insieme a Zaffiro Top. I due vanno su Zeus Sindal, mentre a centropista è Zandros nel finale che prende nettamente il sopravvento e viene a vincere sullo stesso Zaffiro Top, mentre al terzo ancora Zeus Sindal riesce a controllare Zanzara Jet. 1.16.7 con 37 per i 400 metri finali. La vittoria per il favorito Zandros in sediolo Filippo Monti. Per il training di Tiberio Cecere suona la sirena comunque, quindi aspettiamo prima di convalidare l'ordine d'arrivo. Numero 6 di Zandros comunque transita nettamente primo avanti a Zaffiro Top. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo rivedere si riserva di visionare il film della corsa. Quindi le decisioni della giuria.